Se siete qua è perché tutti quanti voi che mi conoscete sapete che ho sempre amato scrivere, quindi sapete che questa per me è la realizzazione di un sogno. E quindi grazie mille di essere qui. Vorrei presentarvi Barbara Turchetta, professoressa di linguistica all'Università di Latuscia, che gentilmente ha consentito a presentarmi, perché lei sa come si fa, io non lo so. Io direi che in una sola parola direi che questo è un libro che racconta un viaggio. È un viaggio interiore, è un viaggio di crescita, è un viaggio di grande cambiamento del protagonista. Il protagonista racconta in prima persona, quindi questo è già avvincente, perché un romanzo raccontato in prima persona è come se fosse un diario, è come se fosse un percorso che la persona compie dalla prima all'ultima pagina, raccontandolo a chi lo legge. È molto divertente il continuo salto temporale in questa storia, è una storia di incastri, in un attimo si crede di essere in un momento e poi ci si ritrova 1000 anni prima, e poi di nuovo 1000 anni dopo. Quindi questo è piuttosto agile, diciamo, rende tutto più leggero. C'è anche uno strano gioco di numeri, non so se ci sia dentro una volontà cabalistica, perché sono sempre l'1 e il 2 che giocano, 1202, 2012, sono sempre il numero 1 e il numero 2 che giocano. Ora, lo spunto è un manoscritto trovato per caso da una persona umile, da un muratore, e attraverso questo manoscritto mano a mano si tessono i fili di una storia che diventa sempre più importante. In questo monologo in realtà del vecchio che incontra Giovanni io ho trovato secondo me il passaggio più bello, poi chi leggerà giudicherà, mi piacerebbe leggerlo perché ci parla di una cosa che ci accompagna spesso nella vita, che è il rumore. Ormai gli individui, gli esseri umani sono abituati a vivere nel rumore, è molto difficile che una persona apprezzi il silenzio e lo si vede benissimo quando le persone devono per forza dire qualcosa, se sono in una sala d'aspetto con altri, devono per forza produrre rumore e se non lo producono con altri esseri umani si mettono la musica nelle orecchie e sentono un rumore. E quindi il rumore ormai è una sorta di brusio costante della vita degli individui, no? Che non sono più abituati al silenzio. E invece la ricchezza interiore nasce proprio dal silenzio, cioè dalla capacità di apprezzare il silenzio, perché è attraverso il silenzio che ci circonda che riusciamo finalmente a sentire il nostro rumore, che è quello interiore. Allora io, se non vi dispiace, leggerei questo passo perché mi è piaciuto particolarmente. Dice il vecchio a Giovanni: è nel silenzio, amico mio, che puoi scoprire chi sei veramente. È il silenzio che si trova in un luogo molto in profondo, in una parte di te che non hai mai contattato sicuramente, volontariamente, perché tu non hai volontà. Sì, amico mio, al contrario di quanto hai sempre creduto, tu non hai volontà. E dice del rumore: che cos'è il rumore, ti starei chiedendo? È l'insieme di cose che riesce a governarti dalla superficie di te stesso, ove vivi. Tu non hai su di te il potere che credi di avere, tutto è più forte di te e nello schiacciarti fa rumore. Oltretutto l'ho scritto in un periodo in cui le cose in Uganda non mi stavano andando molto bene. C'è una cosa che ha un peso abbastanza rilevante in questo romanzo, e che è il sorriso. Questa cosa che questa figura principale, Giovanni, non riusciva a fare. Non è un caso, perché ho avuto un lungo periodo in Uganda in cui io non riuscivo a sorridere, e quindi va da sé che questa è stata la maniera anche per dire a me stesso in qualche modo: Dario, sorridi, perché devi uscire da questo stato di cose, cosa che poi grazie al cielo è successa, insomma. Diciamo che è anche la fortuna di fare un lavoro dove ci sono dei tempi apparentemente morti molto lunghi, dico apparentemente morti, no? Che è un qualcosa al quale per esempio nella società italiana non si è più abituati, cioè qui non ci sono mai tempi morti, c'è sempre qualcosa da fare, no? Invece nei luoghi dove lavori tu a un certo punto o non c'è la corrente o comunque cala la notte o non c'è nient'altro da fare che stare fermi e pensare, e quindi i tempi si allungano